Un arco, un parallelepipedo bianco, luccicante di marmo nel mare di verde dell'altopiano dei 7 comuni a 2 passi dal centro di Asiago. Questo è il sacrario dell'Aiten. Si aspettava da tanto tempo la riapertura delle aree che si possono visitare. C'è stato un primo intervento da 150.000 euro che ha permesso di aprire queste zone che si possono finalmente vedere e dalle quali si gode una vista bellissima. Grande emozione in altopiano oggi. Sì, è un grande momento per la nostra comunità, ma anche per le molte persone che vengono ad Asiago a conoscere i fatti che hanno contraddistinto la nostra storia. Una storia triste, una storia fatta di sofferenza, ed era dovuto il tributo verso ai molti caduti che riposano dentro questa struttura. La riapertura è frutto di un lavoro di squadra, ma anche della pressione esercitata dall'altopiano e dai suoi rappresentanti nei confronti del governo. Il fatto che sia stato riaperto è certamente un fatto significativo, perché abbiamo dovuto operare con molta sollecitazione verso gli organi di governo, e grazie alla sensibilità del generale Rispoli e grazie alla sensibilità anche del governo, il ministro Crosetto, sottosegretario Rauti, siamo riusciti a conseguire questo obiettivo, che è un obiettivo di rispetto verso la memoria dei caduti e di molte persone che vengono sull'altopiano apposta per conoscere i fatti che hanno caratterizzato il nostro territorio. Il sacrario non custodisce solo le spoglie di 54.000 caduti, più della metà dei quali rimasti senza nome. Custodisce soprattutto la memoria di quel che è stato e con essa le storie di chi ha vissuto ed è morto sull'altopiano nel carnaio della Guerra Granda. Come Adolfo Ferrero, che scrisse una lettera piena di vita ai familiari poco prima di andare all'assalto dell'Ortigara. Quella lettera, perduta e ritrovata, è fra i cimeli del piccolo museo dell'Aiten. E anche il sottosegretario alla difesa ha voluto soffermarsi davanti a quel volto e a quelle righe in un momento di grande coinvolgimento. Questo luogo sacro racconta la storia, racconta anche una storia di eroismo, di battaglie, ma anche è diventato un luogo di riconciliazione, perché qui riposano le spoglie note e ignote di soldati italiani ma anche austro-ungarici, quindi è davvero un luogo di memoria collettiva e condivisa. Ci sono stati atti di eroismo e anche queste lettere sono dei racconti autentici di ragazzi giovanissimi che hanno scelto di mettere la patria al di sopra di tutto, anche al di sopra della loro vita. La cerimonia si conclude con la visita delle autorità, con l'omaggio degli scolari di Asiago al sottosegretario di un plastico del sacrario. Poi il colle e il suo monumento tornano alla loro sacra quiete. Da qui lo sguardo spazia a 360 gradi sui luoghi delle battaglie della Prima Guerra Mondiale, luoghi che hanno segnato la storia, e oggi in questo luogo di pace parte un percorso per non dimenticare.